Signori miei, è ufficiale. Mi sono rotto il cazzo. Non ce la faccio più. Ho cercato di mantenermi, ne ho viste due. Mo' vi spiego, avete probabilmente saputo, capito. Basta con la sputtanapoli, con l'attacco al sud. Non è nemmeno Napoli, è proprio un attacco al sud stabilito, non fermato e pushato proprio dal governo. Perché non è possibile. Non si può più sostenere ed accettare che un giornalismo di questo tipo vada avanti e non venga fermato, nessuno dica niente, non è possibile, non lo accetto, non lo posso accettare. Allora, si è cominciato con la Palombelli comincia così, Anche da Capuozzo. Capuozzo, parlavamo prima Capuozzo. del calcio, ma secondo te qual è il motivo? Se lo chiedono tutti. Oggi è venuto fuori che il 90% dei morti è nelle regioni, praticamente nelle regioni del nord. Che cosa ci può essere stato di più? Qualcosa di diverso? Comportamenti, persone più ligie che quindi vanno tutte a lavorare? Cioè, se lo chiedono tutti, ma com'è possibile che al nord sì e al sud no? Ma com'è possibile? Ma forse perché le persone vanno tutte a lavorare. Palombelli, tu stai facendo la domanda a Capuozzo e fai la domanda a Capuozzo senza mettere il tuo commento razzista sotto. Perché è un commento razzista, non mi venite a dire altro perché lo è. È un commento razzista. Stai dicendo che al nord vanno tutti a lavorare e al sud no. Ci stai chiamando scansafatiche. Stai dicendo quella famosa favoletta che noi stiamo a mare, stiamo piano un caffè, che noi ci sto solo, ma quando mai? Ma chi va a faticare? Questo stai dicendo. E questo è uno. Due. Avere una sorta di chiusura ermetica e questo è mancato in una fase iniziale, no? Che è il motivo perché poi a Napoli per me è incredibile perché noi ci aspettavamo mai che l'eccellenza arrivasse da Napoli, la storia del cotugno napoletano ci ha tutti sorpresi perché a Cotugno cosa hanno fatto? Hanno creato una situazione quasi da astronave, no? Rispetto all'elemento Covid. Salus. Per me è incredibile. Ora, questa qua di Mirta Merlino, come si chiama Miss, può avere una valenza leggermente meno grave perché lei è napoletana e allora questa cosa per me è incredibile, è stata quasi una sorpresa in positivo, nel senso a dire meno male, ma sull'eccellenza della sanità in Campania a discapito delle strutture, delle mancanze di fondi che ogni volta vengono tagliate, non è una sorpresa, non lo è mai stato. Vi dovete rendere conto, dovete accettare, voi che fate i giornalisti specialmente, lo dovreste sapere, che a Napoli ci sono le eccellenze a livello medico, si è sempre saputo che noi siamo tra i migliori, che gente che viene a studiare da noi in metodi nostri, si è sempre saputo, ma qua ritorna il discorso del campanilismo, la famosa, credo fosse Viviani, poi recitata da Nino Taranto, la famosa poesia del campanilismo che metterò a fine video e ve la dovete godere. Quindi ve la vedrete fino alla fine perché c'è quella poesia che non dovete proprio perdere. Tutti, se sei un milanese fa una cosa bella, gli altri milanesi lo portano avanti. Sei il romano, sei il pugliese, tutto quanti. Aiutiamo a salire. Ma quello della Campania? Quello di Napoli no. Quello di Napoli dice, boh, ma si ha fatti potevo fare pure. E questo riguarda anche il calcio, eh? Anche a maggior ragione, Nemo profeta in patria, specialmente a Napoli. Poi c'è il discorso di Insigne che ha scaricato Raiola e quindi potremmo parlare un pochino di calcio. Oggi, è roba di oggi, io mi sveglio e vedo questo. Vuota, le strade occupate, eccetera. Da testimone, peraltro tu sei milanese, quindi diciamo hai uno sguardo nordico sul nostro amato sud. Non toccare, non vi avvicinate. Voglio sapere se Napoli è vuota oppure no, se si rispettano le regole oppure no. Guarda, ecco Serena, io ti voglio far vedere questa immagine. Noi siamo in una zona che sarebbe pedonale, siamo qua da circa una mezz'ora, c'è in realtà un passaggio di auto, insomma, abbastanza numerose. Abbiamo visto furgoncini, sarebbe una zona commerciale questa in cui il commercio è come dire, interrotto perché i negozi sono chiusi. Ecco, non siamo fortunati in realtà. In questo momento si stanno comportando, cioè non c'è nessuno, ma fino a pochi minuti fa c'era un passaggio intenso. Quindi in realtà non sta a noi commentare, ma insomma rilevavamo stamattina più movimento rispetto forse
al dovuto. Perché ieri ci siamo... Voi qua avete il massimo del livello del razzismo mai visto in televisione, in vita mia. Partiamo con quella che parte con abbiamo la nostra, lo sguardo nordico. Vediamo come lo sguardo nordico può commentare le cose che succedono al sud. Voglio proprio sapere se a Napoli stanno rispettando le regole. Partiamo da questo, prima ancora dell'inviata. Partiamo da chi ti sta facendo la domanda. Voglio proprio vedere se a Napoli stanno rispettando le regole. Facciamo un pochino le scarpe a Napoli. Perché questo è. Questo è. Dopodiché arriva passa la parola a quest'altra imbecille che spinge a quello, lo tocca, le distanze di sicurezza, lasciamo perdere, sei cretina 2 volte. Vi voglio far vedere questo, con quella speranza, ma passano, sa che gente, non passa nessuno. Non passa nessuno. Via Luca Giordano, tu stai partendo da via Scarlatti, credo. Praticamente sì, zona pedonale via Scarlatti, ma via Luca Giordano no. Quindi è una cosa normalissima se passa qualche macchina a via Luca Giordano che stanno andando a fare i cazzi che devono fare. Perché ci sono gli essenziali, perché quella è una zona dove ci sono gli ospedali, e lasciamo perdere proprio questo, ma quella speranza, non siamo stati fortunati, prima passavano, lo giuro che prima stavano passando, guagliù, ma voi credete che noi siamo scemi? Voi credete che state facendo un servizio di giornalismo alla popolazione? È evidente, mi sono scocciato di fare finta di niente. Mi sono veramente rotto il cazzo. E mi dispiace perché so che sul canale ci sono persone che sono del nord e chiaramente questo non è una roba che riguarda loro. A me il mio è un attacco diretto, preciso al razzismo. E purtroppo il rischio proprio palpabile è che questa cosa che sta succedendo, invece di unirci tutti quanti come qualche naive all'inizio della problematica della quarantena, questa ci unirà, poi dopo ci abbracceremo, saremo tutti, no, ci saremmo abbracciati tutti se succedeva tutto quanto in tutta l'Italia, ma adesso che il nord hanno 1000 casi in più al giorno solamente in Lombardia, quando in tutto il resto dell'Italia ci sono stati 1000 casi, a Napoli solamente 80 tipo, mentre migliaia al nord, non siamo tutti uniti. Stanno andando in freva. È evidente, non riesco a vedere una differenza. Stanno andando in freva, che non è successo al sud. Volevano cercare a tutti i costi di praticamente di estendere questa cosa, così è colpa di tutti, non è colpa della nostra sanità, non siamo stati noi a non gestirla bene, vedete? Succede a tutti. Ed è chiaro che qua si ritorna al discorso di Gasperini. Gasperini è stato praticamente un signore rispetto a questi qua, dicendo se succedeva a Roma e a Napoli stavano inguaiati, e probabilmente sì. Ma guarda che da Napoli stanno venendo degli esempi di civiltà, di rispetto delle regole, di soluzioni e di eccellenze mediche. Voi vi dovete togliere il cappello. Siamo arrivati al punto in cui vi dovete togliere il cappello e smetterla di considerare Napoli come quella cosa folcloristica, i fuochi d'artificio, i fuochi a mare, barzellette e zeppola. No! Città metropolitana evoluta, con tanti problemi, con tantissime problematiche, ma con gente civile anche, soprattutto, che sa come comportarsi. Io non so cosa dire più, questo è solamente uno sfogo, cioè io non devo denunciare niente a nessuno, non saprei cos'altro dirvi se non che sono indignatissimo. E adesso è il prossimo momento è quello là del no vaccino. C'è sta questa è un'altra fase, è la fase del negazionismo e del dire mo che escono i vaccini, ci vogliono tutti vaccinare e siamo schiavi del potere, non ve lo dicono, non vi vogliono far sapere la verità. Dovete rispettare quelli che sono andati a scuola. Questo è il mio messaggio. Io ho fatto il liceo classico, dopodiché sono andato a fare letteratura all'università, dopodiché mi sono rotto i coglioni e sono andato al conservatorio perché ho deciso che volevo fare musica. Vedete gli strumenti? Quindi per quanto riguarda la musica io dico la mia. Per quanto riguarda la medicina, la biologia,
la chimica, le infezioni virali, la politica, l'economia. Parlo di calcio perché è una passione talmente importante, talmente grande, che mi ha portato ad approfondire la materia e quindi credo di capirne un pochino. Ma per quanto riguarda tutte queste cose qua, se tu non studi, se tu non fai dal liceo, passi all'università, ti specializzi e ti studi il tuo campo, non ne devi parlare. Non ne dovresti parlare mai. Allora io, che ho i miei ex compagni di classe che hanno fatto un percorso di studio e sono andati a fare biotecnologie, medicine specialistiche, farmaci, tutte queste branchie scientifiche. Io, quando ho un dubbio, alzo il telefono. Senti, Angioletto, allora com'era quella storia? Com'era la storia dei vaccini? Mi conviene? Ok, allora ascolto te perché tu questo fai. Questa è la tua branchia. Se qualcuno si deve comprare una chitarra, alza il telefono e telefona a me e mi chiede ma questa qua è buona? E dico guarda, forse è meglio quell'altra perché come rapporto qualità-prezzo. Questo è. Da New York Valerio Fluido è tutto, il video è lungo, ma se voi l'avete visto tutto, hashtag razzisti di sfaccimma. E andiamo avanti, perché io veramente non ce la faccio più. Oggi io cucino pasta e patate con la provola e se viene bene, magari vi mando anche... Facciamo anche il video di quello, non lo so. Sono avvilito, sono veramente avvilito. Un milanese fa una cosa e beh, tutta Milano è vivo milanese. E roba allora l'hanno sostenuto. È lo stesso torinese e o genovese. Roma, chi sta romano e si è romano naturalmente venne prima di Roma è la capitale. E si è toscana, Firenze ne fa subito un re. Si fa una cosa buona, un pugliese, bar con tutti i pugli fa sapere. Si è da Basilicata, o calabrese fa gara a chi più meglio può tenere. Si può è palermitano, catanese, tutta la Sicilia, chi sta figlio a me. Si è in Umbra, Sarda, Veneta, Abruzzese, a terra so vanto come che la fanno in festa. A sono pavese senza sottilizzare si è o non è. Non c'è un parmigiano o bolognese che i suoi non so difendono. E perché sia una napolitana, la città lo riconosce e non c'ho da appare, suo va in suono e non la sta gioia e trombillate squillano, te! Qualunque cosa fa si indeccare, la saccia favorire senza pretesa. E questo siamo noi, dopodiché non si fa niente buono a sto paese. E tu, Napoli mia, permette questo. Tienici in braccio a te, figlia e figlia, stare a pangelle in braccio e fallo presto, avimma sta guagliuna e simma masta. Davanti per micelli e pomarole, e mescaci pure a noi, signor Maradamma. Che buca, questo cielo e questo sole tramano salute e ce ne amma. Campanilismo bello. Addosiglio, facciamolo noi pure come l'altro, se no la terra di Napoli e Fernuta non sarà mai considerata. Talento ne teniamo. Avimmo ingegno, un poco solo che ci sostenimmo, con questa ramma che lo posto degno capo a mullezza nostra non tenimmo. Quando una cosa è buona, è nata qua, 1 milione di gente la daria, vedrai poi Napoli a dove va, con tutto che il paese lo dormì.